Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright. It's the return of the international dancehall sound coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Karaoke Guantanamera. Giuro, con te sono stato sincero, stavolta facciamo sul serio. Qui me ce me sento come un sulle lumare, lui è in turidi, che poi mi innamoro davvero. Tu sei tutto ciò che volevo, stanotte facciamo tantissimo, la luna lassù. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. E non vale se mi stringi così e non mi lasci andare. Tu ricorda, se grido il cielo mi ascolta, del resto cosa ci importa? Non chiedermi un'altra volta se ho voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Ho voglia di, ho voglia di, ho voglia di karaoke Guantanamera. Buonasera a tutti gli amici in ascolto qui sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli. Una buona serata da Salvatore Albino e dal nostro prof Gaetano Donatellis. Buonasera a tutti. Buonasera Salvatore, buonasera a tutti gli amici in ascolto, vicini e lontani. Buonasera prof, oggi è mercoledì 22 luglio 2020, sono le 18:06, ci prepariamo anche verso il pre-partita della partita del Napoli che giocherà al Tardini di Parma alle 19:30 per valere per la quart'ultima gara di campionato di Serie A tra Parma e Napoli. Ormai campionato Gaetano finito, ci resta solo di non fare brutta figura in questo campionato. Ormai il Napoli ha già archiviato con la vittoria della Coppa Italia il passaggio ai turni della prossima Europa League. Ormai fare una corsa verso la Champions League manca solo la matematica, ma il Napoli non può giocare la prossima Champions League il prossimo anno, a meno che non prepara la partita 100-100 contro il Barcellona. Ricordiamo che il 7 agosto si giocherà il ritorno dei quarti degli ottavi di finale, tra Barcellona e Napoli. Luogo ancora non è stato scelto, al momento c'è il Camp Nou di Barcellona, ma come sappiamo dagli sviluppi dei contagi di Barcellona della Spagna, si parla forse anche di un probabile cambio di destinazione per la gara di ritorno di quella della Champions League. Può essere che si giocherà anche a Lisbona, a porte chiuse. Stanno ancora valutando la situazione. Il Napoli per giocare la prossima Champions League, Gaetano, la deve vincere. E io posso dirti una cosa? Dimmi.
7 agosto è un giorno abbastanza fortunato Perché San Gaetano. Il mio nomastico è il mio anniversario di matrimonio. Allora San Gaetano mettici a mano tua e fai in modo che il Napoli passi il turno con il Barcellona e poi, come dice il nostro Aurelio De Laurentiis, chi vivrà vedrà. Andiamo Gaetano subito con i saluti iniziali qui per la nostra trasmissione su Radio Napoli. Come di consueto ti lascio a te i saluti iniziali dei gruppi Facebook. Allora, saluto velocemente tutti gli amici dei miei gruppi, ovvero tutta la musica che è nel cuore, il gruppo dei balli di gruppo, Donatellis e la famiglia, cartoni animati e film di animazione, sceneggiati, serie TV e telefilm di altri tempi, Totò e Pino la mala femmina, gli amici del gruppo Noi di Soccapo, gli amici della scuola media Roberto Bracco di Via Tevere e gli amici della municipalità amministrata sempre dal nostro amico Peppe Pugliesi. Buonasera a tutti e grazie per l'ascolto. Inoltre andiamo a salutare anche chi ci ascolta tramite i gruppi WhatsApp che vado a salutare quotidianamente. Il primo gruppo WhatsApp che andiamo a salutare è il gruppo di trasferte del Napoli del mitico Maurizio Palumbo Maui. A lui un forte abbraccio, che ci ascolta quotidianamente, e a tutti i suoi seguaci del gruppo WhatsApp trasferte del Napoli Maurizio Palumbo. In più voglio salutare il gruppo WhatsApp Noi Nostri Phone. Andiamo anche subito con il primo saluto in diretta. Vado a salutare il mitico presidente della ormai nuova società Virtus Marano, Salvatore Zoccolilla, che ci scrive qui sulla nostra chat di Spreaker.com: sei un grande amico mio, presidente, lei è un grande e la stimo e la voglio bene. Un forte abbraccio a lei, alla sua famiglia, al suo nipotino e anche a quel scarzone di suo figlio Diego. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Gaetano, allora, puntata a te molto cara, questa di oggi, diciamo, l'hai preparata con il cuore in mano, diciamo, l'hai preparata con tutta la tua voglia, con tutto te stesso. Oggi cosa ci fai ascoltare? Cosa abbiamo preparato per chi è in compagnia con noi qui su Radio Napoli? Allora, ho preparato una scaletta per i neomelodici di oggi, ma anche i neomelodici di sempre, come pure ho scelto Mario Trevi, Franco Morino, Gigi D'Alessio, Mario Da Vinci e quant'altro, diciamo. Allora, oggi la puntata del 22 luglio la dedichiamo alla musica neomelodica, tra un brano e l'altro, sempre con il nostro parlato, diciamo, di compagnia quotidiana. Ci prepariamo anche alla lettura delle formazioni ufficiali appena saranno note dalle società sia del Parma anche quella del Napoli. Daremo le ultimissime dal Tardini, se ultimissime arriveranno. Adesso andiamo subito con il primo brano in programma. Partiamo con il botto, con il mitico Mario Trevi. Gaetano ha scelto di farci ascoltare come primo brano il brano Catena. Hai qualche informazione prima dell'ascolto? Voglio sempre ricordare che Mario Trevi fa parte della grande famiglia di artisti musicali e cantanti, famiglia Capozzi. Il suo nome nella vita è Agostino Capozzi. Andiamo. Il brano che abbiamo scelto questa sera è Catena ed è del 1966. Andiamo ad ascoltare Catena di Mario Trevi. E dimmi come me lo puoi dire, tu sei guaglione, l'amore non lo può capire, che già fa per me destino, questo occhio bello canta già soffrire, per me tu sei catena, ballata sei Maria, i per da vita mia,
Maria per te. Tu non mi dici mai, mai una parola, dimmi una volta solo, ti voglio bene e poi fammi morire. Tu canti e ridi e mi tormenta gioventù, io me ne vado, ma sempre stessa resti tu. Mamma chiagna tutto l'ora, mi dice figlio non la pensa più. Per me così catena, ballata si Maria, i vere da vita mia, Maria per te. Tu non mi dici mai, mai una parola, dimmi una volta sola, ti voglio bene e poi fammi morire. Dimmi una volta sola, ti voglio bene e poi fammi Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli. Prima di andare con le prime notizie che arrivano dal mondo da Casa Napoli, voglio ricordare a tutti quelli che ci ascoltano ormai quotidianamente o a tutti quelli che ci vogliono ascoltare. Innanzitutto invito sempre a chi ci ascolta ormai, chi è già fa parte della famiglia Radio Napoli, sia dalla nostra pagina ufficiale di Facebook Radio Napoli, oppure chi ci segue dai nostri profili ufficiali, quelli di Salvatore Albino, la pagina Facebook o quella di Gaetano Donatellis, o chi ha già messo il mi piace sul Radio Napoli, di condividere sempre il link in descrizione sia della diretta e quelli dei podcast, per far sì che questa famiglia di Radio Napoli si allarga quotidianamente, e quando più persone ci ascoltano noi siamo sempre più felici e contenti. Ormai abbiamo superato quota 6.600 download sia di podcast che chi ci ascolta live. Un ringraziamento veramente di cuore a tutti. Adesso voglio dare una notizia del Napoli, è una notizia di pochi minuti fa. È quasi fatta, fuori programma in diretta a Radio Marte, inaspettato l'annuncio del cognato di Osimhen, l'attaccante esterno del Lille, che è da giorni molto vicino al Napoli. Andiamo a leggere: durante il filo diretto di Si gonfia la rete su Radio Marte, Raffaele Auriemma riceve una telefonata da Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen. Nel corso della chiacchierata con il conduttore Raffaele Auriemma e Andrea Falco, l'Interculture si è lasciato sfuggire che l'operazione per portare l'attaccante a Napoli sarebbe almost closed, quasi chiusa. Veramente si aspettano ormai il tweet ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. Ormai è di consuetudine che è lui che darà l'ufficialità sul suo profilo Facebook, e chi è amante del calciomercato ormai ha attivato la campanellina sul profilo del presidente De Laurentiis, così appena ci sarà un tweet tutto il mondo calcistico sarà avvisato quanto prima, diciamo, di questo primo acquisto del Napoli. Anzi, no, come primo no, ma come secondo, perché come già sappiamo il Napoli ha acquistato Petagna, da Spal. Non si sa ancora se rimarrà con la maglia azzurra o è stato acquistato come merce di scambio per arrivare a qualche altro giocatore. Io credo, Gaetano, che
Petagna sia stato acquistato da Napoli. La dico lì, sono le 18:18 del 22 luglio 2020, mi posso sbagliare, la probabilità è molto alta, ma per me Petagna è stato acquistato per essere girato al Torino e il Napoli potrebbe anche prendere Belotti. Speriamo bene. Allora, adesso andiamo subito. Prima di andare con il prossimo brano, Gaetano, hai gli aggiornamenti del caso coronavirus di quest'oggi? L'orario è questo? Sì. Ho letto giusto adesso che purtroppo la curva dei casi di contagio tende ad aumentare ancora ulteriormente. Siamo arrivati un'altra volta a 282 casi e purtroppo i morti sono 9 oggi, 9 decessi nelle ultime 24 ore. Quello che fa paura è la Spagna, che aumentano ancora i casi di contagio in Spagna. Come dicevo Gaetano prima in apertura di puntata, diciamo, la UEFA veramente ha preso al vaglio la probabilità di spostare la gara di ritorno al Camp Nou di Barcellona. Si sta lavorando per far sì che la gara di ritorno di Champions League, quella di Barcellona contro il Napoli, si dovrebbe giocare a porte chiuse a Lisbona, proprio perché la curva dei contagi in Spagna tende sempre a salire e non a stabilizzarsi o a scendere. Vabbè. C'è anche i dati per quanto riguarda noi che siamo della Campania, che oggi i positivi sono 19 positivi solo in Campania. Però questi sono dati sempre sui tamponi effettuati, sui tamponi esaminati. Chissà quando ce ne stanno ancora in giro, ma comunque speriamo bene. Fin quando non arriverà che le ASL di competenza territoriali non obbligano a far fare i tamponi a tutti i cittadini presenti sul territorio, realmente la pandemia per me non può essere mai conclusa o andare verso la fine, perché sappiamo tutti che la pandemia va a finire quando l'ultimo contagiato viene guarito e devono passare 60 giorni senza nessun contagiato, diciamo. Solo lì vai, dicevo, ma tu sai benissimo che il tampone oggi è negativo, ma dopo domani potrà essere positivo. Anche questo sì, è vero. La cosa da fare è rintracciare tutti i positivi, tutte le persone che sono state a contatto e mettere tutti in quarantena. Non è facile. Non è facile gestire questa situazione, veramente non è facile. Gaetano, andiamo adesso con il prossimo brano in programma. Come secondo brano emesso in scaletta, la mitica voce di Ciro Rigione con il brano A Prima Volta. Prima di farla ascoltare, hai qualche informazione su questo brano? Ciro Rigione, che io comunque continuo sempre a chiamare Ciro Ricci, ha pubblicato questo brano nel 2004 ed è stato tratto dall'album Chi lo va pazzo per te, un'altra famosissima sua canzone. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Ciro Rigioni A Prima Volta. Sta
circa me e poi continua a te spugliare, che sensazione camera, vederti nuda a fianco a me, non sono corpo simile a te, io con te, tu con me, sempre a te. Una macchina correndo passa accanto, noi fermando questi in mano, ma la luce se ne va e ti fai più piacere, quando nascondi un braccio a me, forse è l'attimo più bello da vedere. E poi comincia a te spugliare, la prima volta dopo te, tu stai tremando come a te, ma male non ti voglio fare, ti voglio solo accarezzare, e se tu possa aspettare, una di vent'anni per davvero, sì, una noce fredda e passerà, saprà studiare, se desideri sta con te, ma tu non mi fai fermare, ma continua a accarezzare, e stringendomi più forte, ma se tu circa me e poi continua a te spugliare, che sensazione camera, vederti nuda a fianco a me, un solo corpo simile a te, io con te, tu con me. Ti amo amore. Sarà sempre la prima volta, una nata di 50 anni, io sono sempre innamorato, non mi scordo sta serata. Sarà sempre la prima volta, una nata di 50 anni, io sono sempre innamorato, non mi scordo sta E dalla mitica voce di Ciro Rigione abbiamo ascoltato il brano A Prima Volta. Gaetano, prima di andare ad ascoltare il prossimo brano in un programma qui oggi su Radio Napoli, in quel del pomeriggio neomelodico, voglio ricordare anche a chi vuole ascoltarci più facilmente, lo può fare anche tramite la nostra pagina, il nostro blog ufficiale, quello di Radio Napoli. Il sito è radionapoli.bipworld.it, il nostro blog ufficiale della Radio Napoli. Troverete due link sulla destra in descrizione. Ascolta i nostri podcast o ascoltaci in diretta. Cliccate sopra e decidete voi, nel caso che volete ascoltare i podcast degli episodi fatti in precedenza, decidete voi l'artista e il genere di musica che volete ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata. Adesso andiamo sempre con le notizie che arrivano da casa Napoli, notizie ancora di mercato, perché ancora non devono arrivare le formazioni ufficiali, né quella del Parma né quella del Napoli. Il Napoli, Gaetano, devi sapere, sta trattando Jesse Under della Roma. Ormai il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile arrivo di Under a Napoli. La trattativa con Napoli è molto avanzata e si dovrebbe fare. Mi intriga, è un giocatore giovane con qualità tecniche importanti, in mano a un allenatore come Gattuso potrebbe fare un salto di qualità importante. Ha tutto anche fisicamente, c'è poi Gattuso è bravo ad entrare nella testa dei giocatori. Fa capire che è importante il lavoro per crescere. Non so se prenderà l'eredità di Calleon, però lavorando può apprendere i tempi di gioco. Ha fatto il nome di Calleon perché ormai è tramontata l'era Calleon a Napoli.
ha prolungato causa pandemia, causa Covid-19 di 2 mesi, sta giocando a Napoli gratis, ha solo chiesto alla società, perché Gaetano devi sapere, adesso faccio una spiegazione a chi come il prof non segue il calcio. Allora, la situazione contrattuale di ogni calciatore della Serie A, Gaetano, devi sapere che scade al 30 giugno. L'anno di tesseramento dei calciatori in Serie A è il 30 giugno. Visto che c'è stata la pausa del Covid-19, tramite l'associazione dei calciatori, quella delle società, hanno trovato un accordo, perché giustamente il campionato finirà tra giusto 2 settimane, credo, ancora si giocherà per altri 15-20 giorni. Allora si superava la data del 30 giugno. Automaticamente i calciatori in scadenza di contratto o chi doveva andare in qualche altra squadra il 30 giugno doveva lasciare il club di appartenenza. Invece cosa hanno fatto sia la Lega Serie A che l'Asso Giocatori? Hanno trovato un accordo tra giocatori e società, quello di rinnovare di 2 mesi il contratto. Finiranno ad agosto, fine agosto, però senza percepire stipendi, perché automaticamente hanno percepito i 2 stipendi di aprile e maggio stando a casa, non giocando per il Covid-19. Sono stati spostati a luglio e agosto, in più ci è stato aggiunto solo il costo dell'assicurazione nel caso, nel periodo di luglio e agosto, qualche calciatore può avere un infortunio serio e che gli può compromettere la carriera. Allora le società gli hanno pagato le assicurazioni a questi giocatori, come Calleon, che era a scadenza di contratto e poteva contrattare con altre società, con altre squadre, però facendo i dovuti scongiuri, se nel caso Calleon si dovrebbe fare male, perlomeno c'è l'assicurazione pagata sul calciatore che gli risarcisce il danno. Gaetano, poi ci sono le sirene che arrivano da Manchester, sirene su Koulibaly. Ormai tutte le squadre della Premier League si stanno fiondando sul difensore africano Koulibaly, diciamo. Il presidente Aurelio De Laurentiis fa sapere tramite una nota ufficiale che per alzare, guarda quanto è cattivo De Laurentiis, ha detto: io, se volete contrattare Koulibaly, io per alzare il telefono mi dovete mandare una mail di partenza offerta 95 milioni di euro, altrimenti anche un euro in meno a quella cifra non rispondo neanche a telefono. È bravo. È un personaggio De Laurentiis, è forte proprio. Ma dimmi una cosa, ma poi Politano che fine fa? Politano è un giocatore del Napoli che si sta affermando e sta sfruttando questo fine campionato, ti dirò di più, sta scalando anche gerarchie. Era stato preso per dare un po' di fiato a Calleon, perché quasi tutte le squadre, anche come il nostro mister Gennaro Gattuso, fanno una rosa di 22, massimo 24 giocatori, praticamente fanno 2 giocatori per ogni ruolo, che nel caso uno si fa male, uno viene ammonito, uno viene espulso, per fare un po' di rotazione. Una rosa importante, una squadra seria, una rosa importante, minimo deve avere 2 giocatori per ruolo. Allora sul lato destro, sull'attacco destro c'era Calleon. Prima dell'arrivo di Politano non aveva il sostituto adatto, quindi è stato preso Politano per far rifiatare anche a Calleon. Poi pian piano si è messo il fatto che Calleon non ha rinnovato il contratto con il Napoli, e in più causa coronavirus che si sta giocando ogni 2-3 giorni, sta avendo sempre più spazio e sta scalando le gerarchie, e il bel parere del mister Gennaro Gattuso. Secondo me adesso dopo il via di Calleon si dovrà prendere proprio Jancy Under, che è un esterno destro d'attacco, si giocherà il posto con Politano. Entrambi sono calciatori giovani, entrambi hanno voglia di fare bene, entrambi hanno una grinta particolare, hanno gamba di gioco, dribbling, hanno, diciamo tra virgolette,
cose diverse a livello di gioco, tempistiche diverse di gioco, però entrambi saranno molto utili se arriverà Jasi Under alla causa Napoli. Poi c'è anche l'addio di Milik. L'addio di Milik che quasi tutti i quotidiani danno per certo che andrà alla Juventus. Arkadiusz Milik, infatti si è parlato anche di una contropartita tecnica della Juve per arrivare a Milik, vuole offrire Bernardeschi più un conguaglio a denaro che non ricordo di preciso la somma che vuole dare al Napoli, solo che arrivano notizie che la famiglia Bernardeschi non gradisce la città di Napoli, vuole rimanere a Torino. Come si fa? Tu non puoi unire in voce, pensa un po' che idee abbiamo su Bernardeschi. L'attacco in Napoli si sta muovendo su Osimhen e su Petagna. Secondo me alla fine prenderanno anche uno tra Ciro Immobile e Belotti, almeno lo spero, almeno si spera. Il mio sogno nel cassetto, ormai che già so che non si avvererà mai, io aspetto sempre da oltre 3 anni Edinson Cavani, perché io lo prenderei ancora tuttora, tutta la vita, anche dopo 5 anni che è andato via, perché per me resta sempre un alieno. Gaetano, adesso andiamo con il prossimo brano in programma. Hai deciso di farci ascoltare Fai amore con un uomo sposato, giusto? Io no, ma comunque vai con ascoltiamo da Franco Moreno, che Franco Moreno fa parte anche lui della grandissima famiglia, come dicevo prima riguardo a Mario Trevi, della famiglia Capozzi. Infatti nella vita si chiama Salvatore Capozzi. Questo suo brano è del 1996. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Salvatore Capozzi Fai amore con un uomo sposato. Non so capace da rubare appuntamenti, quando ti fermi per parlare non tieni tempo. Con nome tuo ti giù mannato in un regalo, ma vi tornata a rete senza la rapina. Sto sciupando sera che telefonate, e mamma tua che mi risponde che le asciute. Ci provo ancora, non mi sono rassegnata, perché in sta vita mia t'ha già portata. Ma fai amore con un uomo sposato, non può fare cose che fanno innamorate, non ti può mettere a vedere un coppo di te, non può desiderare che ti accompagni a casa. E se non stai nascosto non ti può basare. Ma fai amore con un uomo sposato, tu mi hai strada non passa abbracciato, non ci può dire a tua mamma che ho bene, non può tirare si vestire sposare in da chiesa, perché l'amore che mai niente ti può dare. Dimmi che amore capace di convincere in tuo cuore che possa farsi complimenti non ne siete, e stai crescendo una vita tua senza futuro, senza qualcosa forte a te ti può aggrappare. Ma fai amore con un uomo sposato, non può fare cose che fanno innamorate, non ti può mettere a vedere un po' di te, non può desiderare che ti accompagni a casa, e se non stai nascosto non ti può passare. Ma fai amore con un uomo sposato, tu mi hai strada non passa abbracciate, non ci può dire a tua mamma che ho bene, non può tirare si vestire sposare in da
paese, perché l'amore da mai niente ti può dare. Dimmi che amore è chi sto Ma fai amore con un'uomo sposato, non può fare cose che fanno innamorati. Ma fai amore con un'uomo sposato, tu mi hai esasterato, non passa abbracciate, non ci può dire a tua mamma che ho bene. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta, sono le 18:39 minuti primi del 22 luglio 2020. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Franco Moreno il brano Fai amore con un sposato. Gaetano, andiamo subito di corsa dal sito ufficiale della società sportiva Calcio Napoli, perché è arrivata la formazione ufficiale del Napoli. Allora andiamo a leggere. Napoli giocherà in porta con Meret, poi da destra verso sinistra Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ci sarà in cabina di regia Demme, a sinistra Fabian e a destra Allan. In attacco ci sarà sulla destra Politano, sulla sinistra il capitano Lorenzo Insigne e come punta centrale agirà ormai in un ruolo nuovo, ma il ruolo suo di nascita, il messicano Lozano. Invece per le fine del programma 4-3-3 Seppe, Darmian, Jacoponi, Dermach, Pezzella, Hernani, Burgman, Kurtic, Kluvreski, Caprari e Gervigno. Queste saranno le formazioni che vedremo alle 19:30 su DAZN tra la partita tra Parma e Napoli. Adesso Gaetano andiamo un po' più veloci a far ascoltare i nostri brani di questo pomeriggio in musica neomelodica qui su Radio Napoli. Hai scelto di farci ascoltare dalla mitica voce del duo Gianni Vezzosi e Natale Galletta La signora vestita di nero. Che informazioni abbiamo su questo brano? Posso dirti solo che questo è un brano di Gianni Vezzosi ed è la data di uscita del 1996. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Natale Galletta e Gianni Vezzosi La signora vestita di nero. Pronto? Non all'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'aggi telefonate. Fa fredda, nebbia, sto dormendo a mezza via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rende conto di niente. Fai male a chi vuol bene, una pizza che veleno. La notte, i giorni, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuta, sì, fornuta. Addossa, che fai da quando tempo non mangi, come lo sai mamma, per te sta carena malata, ti chiama addossa. Sono stata e male compagna che m'hanno tentato ogni giorno per farmi sbagliare. Ora non spennere ancora le giorni per ne non sbagliare. Si mi dice addosso io parte e ti venga a pigliare. Sto sentendo che la vita mi
ogni giorno per meno minuto io respiro ma manca. Se avesse stata a senti a me, mamma addosso, sta vicino a me, fammi parlare, se sta asciuttando le lacrime per te, dice la voglio bene, vivo in vita a me, se avesse stata io con te, che tengo che io, oh figlio buono resta tu, si farà da me, non tengo manca forza più e tornare addosso. Rispondo perché non parlo come mai addosso. Ti sento respiro affannato come mai. Avete come sta chiamando la signora vestita di nero, paura mi fa. Se avesse stata a senti a me, mamma addosso, sta vicino a me, fammi parlare, se sta asciuttando le lacrime per te, dice la voglio bene, vivo in vita a me, se avesse stata io con te, che tengo che io, oh figlio buono resta tu, si farà da me, non tengo manca faccia più e tornare. Non ti preoccupare, mo venga a te pigliare e torniamo a casa insieme tutti e due come tanto tempo fa. Ti ricordi quando eravamo piccoli? Tu volevi sempre vincere e ti rubavi tutte le caramelle. No, non è vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero? Perché non rispondi? Pronto? Pronto? Gaetano, se avesse stato a sentire a me, se avesse stato a sentire a qualcuno oggi, secondo me, non so, di solito dici chi non sa sentire a mamma e padre va a cariare, non so, ma non lo so se fosse una cosa buona, una cosa malamente. Ormai ognuno il destino se lo prende con le mani sue. A te ti è mai capitato che dà una cosa, per esempio un consiglio che hai ascoltato e ti è venuto bene, diciamo, hai avuto uno svolto della vita, o hai fatto sempre tutto di testa tua? Purtroppo ho fatto sempre di testa mia. Sei Capricorno, è normale, hai fatto sempre di testa tua. Sei come me, siamo uguali, anzi no, sei come me, io sono come te, perché abbiamo lo stesso carattere. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Gianni Vezzosi e la collaborazione del mitico Natale Galletta nel brano La signora vestita di nero, brano che hanno duettato molti artisti napoletani, siciliani. Ci sono tante versioni di questo brano. Hai deciso di farci ascoltare, che ci hai fatto ascoltare, con Gianni Vezzosi e Natale Galletta. Gaetano, prima di andare di corsa con il prossimo brano in programma, c'è una chicca che arriva dalla località Macinelle. Lo sai dove si trova la località Macinelle? No, non sapevo nemmeno che esistesse. Quindi. Allora, è una località che si trova al confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco.
Praticamente ieri cosa è successo? Un uomo ha scoperto la propria compagna al mare con l'amante e, accecato dalla gelosia, ha scaraventato il suo scooter sugli scogli oltre una recinzione. Alcuni cittadini hanno immortalato la scena con un video che sta facendo il giro del web e sta avendo tantissime condivisioni. Si parla al momento già di oltre 150.000 visualizzazioni in un giorno. Una notizia che adesso è addirittura a passo sul blog, sul sito TV City. Ne stanno parlando veramente in tante testate giornalistiche di questo evento, perché ma poi questa persona che dà una forza disumana, perché si vede dal video che da solo alza uno scooter T-Max, diciamo che è già uno scooter pesante, lo mette su 2 ruote e poi lo scalamenta oltre una recinzione in ferro e lo fa cadere sugli scogli. E poi fa vedere, poi c'è la scena che l'amante in questione corre verso il motorino per cercarlo di rimetterla sotto, poi capisce che è pesante e si potrebbe far male, fa cadere tutto sugli scogli e il motorino fa una brutta fine, diciamo. In effetti ha fatto cornuto e mazziato. Ha fatto cornuto, no, Issa ha fatto cornuto, sì, ha fatto cornuto e mazziato, perché poi spero che poi non sia veramente finita ammazziato, diciamo. Spero che no, mazziato nel senso che ci ha rimesso il motorino, lui ci ha rimesso il motorino, però cornuto è Steven Copp, diciamo. O cornuto è quello che ha mandato con il motorino a basso, capito? No? Appunto, lui è cornuto e mazziato. Allora, adesso andiamo. Che brano hai messo? Mamma mia, il mio artista preferito. Hai messo il mitico Gigi D'Alessio. Il brano che hai deciso di farci ascoltare è Annare. Che info hai su questo brano? Ho scelto questo perché del periodo in cui potevamo ancora definire Gigi D'Alessio un neomelodico. Adesso sì. È un cantante a livello nazionale, europeo, mondiale. Esatto. E questo brano è del 1995 ed è stato tratto dall'album Passo dopo Passo. Andiamo ad ascoltare Gigi D'Alessio in Annare. Che coraggio che tengo, ti chiamo ancora, sono la voce che dà la strada ieri. Ti cerco una mano per parlare. Se tu non me ne mai scordato, a te già non me ne va. Stasera ti dice una casa mia. Non cazzavo ogni volta, ma dicevo se ti scogli sarà più bella ancora. Rispondevi non so che mamma. Quasi non lo prometto amore, però tutto rimane sera. E per queste cose io perdo a te. Non mi ci fatta sta lontana da te. Ma che conferenza si è pigliato di te, ma ci farei sbattuto. Soltanto tu sei tale e quale a te. Voglio andare per 3 e me paure si stanno in scuola, quando mi faccio per dirmi scusa. Tanto saccio le passa per me, dimmi solo a cosa mi avrei. Sapana non viene andare. No, tanto saccio non è la verità. Il mio vero canato ci sta. Voglio stare solamente con te, perché quando mi stimo di me, pure anche le chiamava Annare. Io sto aspettando soltanto sapere, se più tardi ti posso vedere. Annare. Amore vestuto legge ancora contra quello che già sapeva nulla, non passava nemmeno come te. Si cercava per dentro l'odio,
ci fatta sta lontana te. Ma che conferenza si è pigliato tempo, ci me ne sbattuto. Soltanto tu si tale qua a te. Voglio andare con tre e me paure, si stanno io scusa, quando mi faccio prima scusare. Tanto saccio le pazze per me, dimmi solo a te c'è ma vedere, sta moda non viene a andare. No, tanto saccio che è la verità, il mio vero canato ci sta. Voglio stare solamente con te, perché quando tu stai con me, morate le gambe. Sto aspettando soltanto sapere, se ti torno ti posso vedere. E dalla mitica voce di Gigi D'Alessia abbiamo ascoltato il brano Anna Re. Gaetano, subito dopo Gigi D'Alessia non poteva mancare la mitica voce di Gigi Finizio. Hai deciso di farci ascoltare una classica napoletana interpretata alla grande del mitico Gigi Finizio, il brano Io tu vorrei pasà. Che cosa possiamo dire su questo brano? Anche diciamo che c'è poco da dire poi su questo brano. Io ti volevo passare, ho detto tutto, perché è una delle canzoni napoletane più conosciute in tutto il mondo, anche perché è molto antica, è del 1900 ed è stata scritta dal maestro Vincenzo Russo e da Edoardo Di Capo. Ricordiamo anche che Edoardo Di Capo è stato uno degli autori della famosissima O Sole Mia. Gigi Finizio l'ha fatta sua con una sua interpretazione ed l'ha pubblicata nel 2017. Gaetano, voglio dare una notizia live prima che ascoltiamo questo brano dal sito di fanpage.it. È uscita un'ultima ora, la campagna rischia di tornare con l'obbligo di mascherina anche all'aperto, visto i dati della curva crescente come hai detto tu poc'anzi, del caso Covid-19. Appunto, lo pensavo anch'io che... Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Gigi Finizio il brano Io te vorrei pasà. Bell'aria fresca che duri malvarosa e tu dormi stai in coppa sti frutti rose oh solo a poco questo giardino spunta, o vento passa e passa, sto ricciolino in fronte. Io ti vorrei passare, ma ancora non mi dice
io vorrei a dormire, vicino c'ha di tuoi, n'ora pure io, n'ora pure io. Tu dormo e rosa mia, e dormo a sonno china, mentre guardo incantato stu mussa corallina, e che si carne fresca, e che sti trezze nere ma mettono in tuo cuore mille male pensieri. Io ti vorrei passare, io ti vorrei passare, ma il cuore non mi dice di scendere e di scendere. Io mi vorrei a dormire, mi vorrei a dormire, vicino c'ha di tuoi, n'ora pure io, n'ora pure io. E dalla mitica voce di Gigi Finizzi abbiamo ascoltato il brano Io te vorrei vasà. Adesso andiamo di corsa con il prossimo brano in programma qui sempre nel nostro pomeriggio neomelodico targato Radio Napoli, con la scaletta la musica preparata dal nostro ormai prof Gaetano Donatellis, Mario Da Vinci in Acquaiole e Margellina. Come mai e che informazioni abbiamo su questo brano? Però sono prima curioso di sapere come mai ha scelto questo brano. Innanzitutto ho voluto fare un omaggio a un mio amico che è il nipote di Mario Da Vinci, e poi questo brano mi ricorda il mio periodo passato, è del 1975. Andiamo ad ascoltare dalla voce di Mario Da Vinci Acquaiole e Margelline. Ai Carmine, ma c'è venuto giù, c'è a sonagliere, questa acqua fresca. C'è sta una banca e l'acqua margellina, tutta infiorata e carre limone, ma che la gamma piace è l'acquaiole, una luce nella bella come il sole, e l'acqua rinde mummere gelata, e io dico che me ne voglia ghiacciata, acquaiole margellina, di una faccina pappone, 100.000 vasallone, tazza a cassa mocca a te, facce mummere gelate,
mi facesse una bevuta. Chiudo guarda e tu mi stone, come spremo sto limone, ti spremessa ambienta a me. Oi guarnarindo meglio era controllo, ma lei va a sera e chiusa e scende amore, pensando a Carmenella all'acquaiola, appiccia come fosse un bengale, e faccia quell'acqua con limone, invece a me ci va mezza zambaglione, acquaiole margiallina, tu si buona e si ciacione, quando fai stu pizza a riso, vedi che per la bocca a te, questi mummara gelata, pure la cavaggia perduta, si mi sono indanuffata, che mi faccia limonata, e mi sento rinfrescata. C'è sta un marito che all'adoro naso, ma parotello tanto che è geloso, però non tiene sangue in te vene, e sì che è lunga e con mano stacchine, ma Carmenella guarda sto guaglione, e canta sempre agna d'olimone, acquaiale margiallina, tu si overa una ciacione, io non so che ci tiene, dinda stocchia blu mare, questi carnavalutane, questa bocca che è squisita, questi carnaval sta faccia, io da voglio in da sti braccia, tutta la vita un braccio a me. Questi carnavalutane, questa bocca che è squisita, questi carnaval sta faccia, io da voglio in da sti braccia, tutta la vita un braccio a me. E dalla mitica voce di Mario Da Vinci abbiamo ascoltato il brano Acquaiole Margialline. Gaetano, sai mo che ci volesse? Una bella tazzolella di caffè, perché non mi a fare pochi caffè? Mo mettiamo a fare, ci aiuta Mauro Nardi. Mauro Nardi, hai scelto Mauro Nardi nel brano Yam metta a fu caffè. Mauro Nardi nella vita lo sai come si chiama? No. Si chiama Antonio Borrelli. Ecco, come l'assessore. L'assessore Borrelli. Più o meno. Che, abbiamo solo questo come informazioni su questo brano o ci può dire qualcos'altro? Riesco a trovare la data di uscita di questo brano, comunque dovrebbe essere intorno al 2008-2009. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce dell'artista partenopeo Mauro Nardi nel brano Yam Met a Fu Café. Che sorpresa sta telefonata, troppo tanto non me l'aspettavo, questa voce d'ora si è sciatata, si è ricordata che sape pure bene, rintaniente già mi sono vestuta, stiamo ancora via te magazzini, faccia regalare una rosa rossa, rossa passione, come questo amore, e chiamami a fu caffè, non
guarderò le squadre, a casa è sempre che parlano, ma come faccio a mascordare, e chiamami a bocca aperta, amaretto come te, amare come la pana, e tu ci muovo pietà, già sto tremando ma con respire, giù ma vicino e giù sbatte sto cuore, non parlo bene fra poco sto fatto bene, tu che mi aspetti che porta pannate e che la rosa che faccia cantare, mentre mi abbraccia si sentono a cuore capelli. Questa lontananza ci ha portato, vinto niente troppo i minuti, tu rindano la besta spogliata, e sti tempo che si facciano i capelli, e chiamami e taffo caffè, non guarderò le squadre, a casa sarebbe che parlava, ma come faccio a mascordare, e chiamami e taffo caffè, amare dolce come te, amare come una pana, e dolce ma come tappa, già la sopra ma con respire, giù ma vicino e giù sbatte sto cuore, non parlo bene fra poco sto fatto bene, tu che mi aspetti che porta pannate e che la rosa che faccia cantare, mentre l'abbraccio si sentono a cuore capelli. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli. Mancano ormai 20 minuti all'inizio della partita del Napoli. Si giocherà a Parma al Tardini ormai la quart'ultima partita del campionato di Serie A tra Parma e Napoli. Prima abbiamo dato anche la lettura delle formazioni, abbiamo dato qualche notizia di mercato. Gaetano, non ti dico il risultato esatto, perché l'ultima volta, come dicono a Londra, è voltata peste. Allora, quindi non ti dico secondo te il Napoli cosa farà stasera. Ricordo che l'appuntamento purtroppo lo farà sempre su DAZN. Invito a chi non è in possesso dell'abbonamento DAZN a farsi un giro sulla bacheca di Radio Napoli. Vediamo se riusciamo a condividere un link per permettere a tutti gli ascoltatori di vedere la partita in streaming. Vediamo, ci stiamo lavorando al 95%. Alle 19:30 potete andare sulla nostra pagina ufficiale di Radio Napoli, mettete sempre un mitico mi piace, condividete, cliccate sempre qualsiasi cosa, commentate, anzi sulla nostra pagina ufficiale di Radio Napoli, se vi va, potete mettere un vostro pronostico e vediamo alla fine il vincitore. Gli daremo un premio, vediamo casomai un premio canoro. Il premio lo chiamiamo e lo facciamo intervenire in diretta. Come ti piace come premio questo?
Sì, un'ottima idea. Domani lo chiamiamo in diretta e lo facciamo fare una trasmissione intera con lui. Chi indovina ufficiale, allora è fatta. Allora, Gaetano, dopo puoi fare anche un post sulla nostra pagina ufficiale di Radio Napoli. Un contest, chi indovina il risultato esatto tra Parma e Napoli. Domani sarete in diretta con noi, con Salvatore Avvino e Gaetano Donatellis, l'intera puntata, diciamo, come premio. Adesso andiamo con il prossimo brano in programma. Dalla voce di Peppino Giglio hai deciso di farci ascoltare il brano Occhio Verde. Che informazione hai su questo brano? È un bellissimo brano che io ascolto sempre di questo mio amico che nella vita si chiama Giuseppe Febbraio, che tutte le sere sulla sua pagina, sul suo gruppo, ci allieta con delle canzoni napoletane a richiesta. Chiunque gli può chiedere una canzone e lui ve la canta in diretta. Gaetano, allora ti voglio mettere al lavoro stasera. Cerca di contattare questo tuo amico Peppino Giglio. Vediamo domani di fare una puntata in diretta con lui, così facciamo una condivisione a due, lui con i suoi utenti, noi con i nostri. Vediamo di unire e vediamo di salire anche con il pubblico di Peppino Giglio, ascoltando stasera il brano Occhio Verde. Che vuoi di me, ma io non te ne canendo, se cerca pure stelle, io che vorrà te pigliare. Quando ti guardo, rincacchi sto occhio verde, sto cuore mio si perde insieme a te. E t'abbandono in questi bracci, bocca con bocca, s'appiccia amore, innamorate te, tu innamorate me, mentre che sto chiaritano come brillante luce, che fa sto cuore mio innamorare. E ti abbandono in questi bracci, bocca con bocca, s'appiccia amore. Io innamorata di te, tu innamorata di me, mentre che sto ridano come una brillante luce, per far sto cuore mio più innamorato. Non si bruciare d'intacchi sto giovane, in tasti va sossente tutta verità. E chi sti in mano, leggera come parlare, come a catenare a dente, ma sanno incatenare. E t'abbandono in tasti bracci, bocca con bocca, s'appiccia amore, innamorate te, tu innamorate me, mentre che sto chiaritano come brillante luce, che fa sto cuore mio innamorare.
Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli. Ormai siamo veramente agli sgoccioli della puntata odierna. Ci dedicheremo tra meno di 10 minuti alla visione della partita di campionato tra Parma e Napoli. Sono le 19 minuti primi. Ringraziamo l'artista Peppino Giglio che ci ha fatto ascoltare questo pomeriggio tramite il nostro prof Gaetano Donatellis il brano Occhio Verde. Ripeto che stiamo cercando di averlo in diretta in questi giorni. Ci dedichiamo una puntata, trascorreremo una puntata insieme con i nostri ascolti e i suoi ascoltatori. Gaetano, lascio a te i saluti finali di questa trasmissione targata Radio Napoli con il pomeriggio neomelodico. Va bene, saluto subito tutti gli amici che ci hanno ascoltati, quelli vicini e quelli lontani, gli amici di tutti i miei gruppi, gli amici di tutti i nostri gruppi WhatsApp, e vi lascio la buonasera e a risentirci a domani. Allora, vi voglio far ascoltare adesso l'ultimo brano in programma. Vi voglio lasciare con un Forza Napoli cantato da Gigi D'Alessio con la partecipazione di Benny Carbone. Vi rinnovo l'appuntamento per la puntata di domani con il nostro pomeriggio in musica, per essere sempre precisi e puntuali con l'orario di inizio della diretta. Vi invitiamo sempre a tenervi aggiornati sulla nostra pagina ufficiale di Facebook che si chiama Radio Napoli. Domani Gaetano con la sua solita videoclip di presentazione per la puntata di domani vi elencherà anche di preciso l'orario della nostra diretta. Colgo l'occasione adesso per salutare, come già fatto il nostro prof, a salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato dai gruppi Facebook. Ringrazio a tutti coloro che ci hanno ascoltato anche dai gruppi WhatsApp, e ringrazio di vero cuore a chi ci ascolterà tramite i nostri podcast, tramite tutti i canali di trasmissioni musicali come quelli di YouTube, quelli di Apple Music, di Google Music, Heart Radio, e dalla nostra mitica piattaforma di Spreaker.com. E come al solito va un ringraziamento di vero cuore a tutti gli ascolti che arrivano da Spotify. Un caloroso abbraccio per un appuntamento rinnovato a domani. Una buona serata da Salvatore Avvino e Gaetano Donatellis con un mitico Forza Napoli. Buonasera a tutti. Buonasera. Pieno d'emozioni ogni domenica, con il cuore azzurro voglio vincere, e ripenso a chi con il mio numero, quanto ha fatto grande questo Napoli. Sono 100.000 lì che aspettano il mio gol, come faccio a non ne contentare. È la stessa cosa che succede pure a te, se te vanno sentire cantare. Tu sei come a me, appartieni a Napoli, non fa come all'altro che ci lasciano. Io queste canzoni e tu a rumenica, si me non è bene, mezzo lacrime. Mamma d'una mano non fa male a sta città, se mette una guerra pozza fa. Quando tu sei nata tu non è lontana qua, e napolitano sai parlare. Andiamo insieme forza Napoli, sono troppa gente che ci crede, pure noi rindasso male. Che parlo qua, non resto una
cantato male, allora scusami, ma le mie parole si comprendono. Se ci metti pure la tua musica, come posso andare via da Napoli? Se un bagno tuo io ci vanno bene come te, manca pare ci hanno abbandonato. Si sono umiliato che cultura sta città,